Non è punibile, si è trattato di un caso di difesa proporzionata all'offesa. Il procuratore di Verona Raffaele Tito non ha dubbi, lo sparo che uccise Moussa Diarra davanti alla stazione dei treni a Verona più di un anno fa fu esploso dall'agente della Polfer in una situazione di evidente pericolo per la sua vita. Di qui la richiesta di archiviazione nei confronti dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, indagato per l'omicidio del 26enne migrante maliano avvenuto la mattina del 20 ottobre 2024. Un caso che sollevò infinite polemiche, anche politiche, e che spinse pochi giorni dopo oltre 5.000 persone a scendere per le strade della città in un corteo chiedendo giustizia e verità. Manifestazione replicata pochi giorni fa in concomitanza con l'anniversario della tragedia. Dagli accertamenti degli inquirenti è emerso con evidenza che Diarra, che teneva nella mano destra un coltello da cucina con una lama seghettata di 11 cm, si era lanciato contro il poliziotto a una distanza molto ravvicinata. L'agente sparò 3 colpi, 2 ad altezza uomo, uno dei quali fatale. La procura ritiene che si sia trattato di una difesa senza alcun dubbio proporzionata all'offesa, sia per la attualità del pericolo che per la ingiustizia dell'offesa. E non può nemmeno affermarsi, continuano gli inquirenti, che l'agente si sia volontariamente posto in una situazione di pericolo. Resta inalterato per noi, conclude il procuratore Tito, il senso di dolore per la morte così drammatica di un giovane. Il perché infine egli abbia quel giorno tenuto quel comportamento così aggressivo non è nemmeno oggi stato del tutto chiarito. Non ancora 27enne, Diarra la notte prima dell'aggressione era stato incrociato anche da una pattuglia della polizia locale in evidente stato di alterazione. Successivamente aveva sfondato la vetrata della biglietteria della stazione prima di affrontare l'agente della polizia ferroviaria in quella tragica mattina di ottobre.